Alex, chi è lo ski man? Fabio. Che cosa fa lo ski man? La persona che mi prepara gli sci, col quale mi consulto se c'è da cambiare qualcosa sui materiali, a vedere com'è la tracciatura, le condizioni della neve, quindi un personaggio molto importante. Fabio, chi è lo ski man? Chi è lo ski man? Bella domanda. Credo colui che deve adeguarsi e adattarsi a quello che esige l'atleta. Chi è l'atleta, Fabio? A volte ci sono atleti un po' pretenziosi, a volte meno, però sono ragazzi normalissimi con i quali ci si diverte anche. Alex, chi è l'atleta? In questo caso io, però di solito l'atleta è una persona normale nella vita quotidiana, però quando c'è da fare sport di solito è una persona molto competitiva che odia perdere. Che cosa siete l'uno per l'altro? Ski man, amici, cioè comunque andiamo d'accordo bene, comunque uno che in pista mi serve per capire anche del feedback, come sto sciando, così comunque lo ski man alla fine è quello che gira sempre con te, quindi è uno delle persone più importanti. Per me lui è quello che mi dà la motivazione di lavorare. Se lui mi aiuta ad andare avanti e mi semplifica le cose, io posso lavorare bene per lui e trasmettere quello che mi chiede sui suoi sci, in modo tale che andiamo bene tutti e due. Presenta l'altro. Si chiama Fabio, intorno ai 40 anni, No. quasi, e fa il mio ski man. Si chiama Alex, dice di fare l'atleta e fa l'atleta. Presenta te stesso. Ciao, sono Alex Vinazzer, ho 20 anni, faccio l'atleta di sci alpino nella squadra di slalom. Ciao, sono Fabio Maxenti, ho 37 anni, faccio lo ski man per la squadra di slalom, per Nordica, per Alex Vinazzer. Alex, raccontaci la tua routine. Non ho tanta routine, comunque sveglia, colazione, vestirsi, riscaldamento, più o meno sempre gli stessi esercizi, però non proprio fisso 10 volte quello, 10 volte quello, un po' di tutto. Entrare negli sci un po' di numeri prima, chiudermi gli scarponi 3 numeri prima di solito, poi un po' battermi sul petto, un po' di e parto. Non è che c'ho neanche da fare come routine, non sono superstizioso. Fabio, raccontaci la tua routine. La mia routine, caricare gli sci sul pulmino, dopo che li ho preparati la sera prima, scaricarli per la gara, scegliere assieme a Alex il modello di sci da utilizzare dopo la ricognizione e stare il più vicino possibile a lui in partenza per tenerlo tranquillo, senza mai mettergli pressione o far capire che c'è qualcosa che non va. Io devo caricarmi sulle spalle la sua tensione e non trasmetterla a lui. Come si sceglie uno sci? Più fattori c'è da vedere, che neve c'è, la tracciatura, quanto si andrà veloce, bisogna interpretarlo nel modo giusto e in base a quello quanto segno c'è, se il segno è duro, se il segno è morbido, se c'è una bella conca, se ci sono scalini. In base a quello bisogna scegliere il modello col quale ti trovi meglio su certe condizioni. Fabio, come si sceglie uno sci? Ma io mi affido tanto alle sensazioni di Alex dopo la ricognizione e dopo il warm up. Prepariamo sempre modelli diversi con setup diverso e in base alle sue sensazioni discutiamo un po' e io dico la mia idea, lui dice la sua e troviamo sempre una soluzione. Se siete in disaccordo, chi ha l'ultima parola? Mi sa che ce l'ho io, però fino adesso non abbiamo mai avuto un disaccordo, quindi direi che siamo a posto. Alex, ma tu ti sei mai fatto gli sci? Per 5 anni me li sono fatti, categoria allievi e i primi anni aspiranti prima di entrare in squadra me li facevo io. È meglio adesso che te li fa Fabio o era meglio quando te li facevi tu? Più comodo che me li fa Fabio, adesso non me li faccio più, non ci avrei il confronto, ma dato che è la sua professione spero che Fabio me li faccia meglio. Fabio, raccontaci le fisse di Alex. Le fisse di Alex per fortuna non ha tante fisse, ma ultimamente mi sta stressando con... Aspetta che ho qua questi, ne do un pacchetto così ce li hai. Tutte le mattine mi chiedi i fazzoletti, non so cosa ci sia dentro ma gli servono fazzoletti. È un po' raffreddato. Questa è la sua fissa al momento. Alex, raccontaci le fisse di Fabio. I dolci in pulmino, si possono chiamare una fissa,
tante Red Bull in pulmino e pulire gli sci in partenza con l'asciugamano giusto. Raccontaci le tue fisse. Fazzoletti perché mi servono, non è che non è che qualcos'altro, adesso sono raffreddato mi devo soffiare il naso e per il resto uso la musica per caricarmi in partenza così, però per il resto prendo tutto abbastanza spontaneo, cioè non è che serve questo per andare bene, quello assolutamente no. Ma i fazzoletti, perché non li compri tu? Perché mi dimentico di comprarli, perché cioè, quando serve non c'è in giro e quando non serve c'è e quindi ero raffreddato e quando vado al supermercato mi dimentico di comprarli perché e quando fa freddo e che devi soffiarti il naso di più ovviamente mi servono i fazzoletti e dato che non ce li ho mai dietro... Tranquillo che adesso ho preso un C'è pacco da 20 quindi ne abbiamo per un po'. Fabio, raccontaci le tue fisse. Lì ce ne sono un po', soprattutto sulla preparazione degli sci, che tutto deve essere fatto in una determinata maniera, lo sci deve essere messo in una determinata maniera, quando lo appoggio al muro, in partenza ho la mia routine, la mia fissa che lo sci deve essere sempre asciutto, odio lo sci bagnato, quindi cerco sempre di asciugarlo con la tovaglietta porta fortuna, quelle sono le mie fisse. Le cose che tu non sopporti di Alex. Ultimamente quando mi chiede dei fazzoletti. Le cose che Alex non sopporta di Fabio. Quando sono in pulmino e voglio dormire, a volte devo aspettare un po' finché abbiamo finito di parlare per poter dormire. Vorrei fare la pennica subito. Che cosa ti piace di Fabio? Ma è sciolto, ci capiamo bene, cioè, non è troppo serio, quindi non c'è sempre solo il lavoro che sa quando bisogna essere seri, quando si può scherzare, sicuramente quello è positivo. Fabio, che cosa ti piace di Alex? La spontaneità. È un ragazzo spontaneo, diretto, quindi se c'è da discutere, da chiarire le cose lo si fa subito. È un ragazzo che ha 20 anni e fa quello che fanno i ragazzi di 20 anni. Sa lavorare, ma si sa divertire e questo è il bello. Che cosa significa per voi lavoro di squadra? Per me è tutto. Per me quando una squadra lavora bene insieme c'è più motivazione, ti impegni anche per l'altro, cerchi di aiutarlo in qualche modo e sicuramente è una cosa reciproca, se tu aiuti uno lui aiuta te e porta in alto tutti. Che quest'anno secondo me abbiamo una bella squadra. Racconta un ricordo o un episodio divertente che lo riguarda. Primo raduno allo Stelvio, io ero in skiroom e vedo Alex che è arrivato con un elastico in testa tipo bandana e mi dice hai tempo per farmi un video? Ho detto cosa riguarda il video? Devo fare una parodia di Naruto, cartone animato. Ho detto guarda, no, non ho tempo. Poi dopo 2 giorni mi sono visto il video sul telefono e ho riso come un matto, ho detto questo è fuori completo. Quando a volte prendi delle cartelle in pista, quando cadi scivola e quelli... Poi non si fa mai niente per fortuna, però... È capitato quest'anno, È capitato qualche volta, sì. La cosa più strana che avete fatto insieme? Viaggio della speranza quasi, no? Quando siamo Viaggio. tornati da Levi, andati in Norvegia tra valigie non arrivate, sacche di sci, casse, c'è stato un bel casino tra chiamate su, giù, qua, là. Poi abbiamo risolto tutto. Fabio, hai mai sfidato Alex a ping pong? No, perché so di essere nettamente superiore. Ma raccontaci qualcosa della musica di Alex di prima mattina in seggiovia. Ma al di là della seggiovia è quando sale sul pulmino che è inquietante, perché pronti via subito musica a tutto volume, quindi il risveglio è abbastanza traumatico, poi dopo inizia la nostra routine musicale, quindi va tutto bene. Devo seguire le sue passioni e vanno bene, mi caricano anche a me. Tu cosa ascolteresti? Ma io magari un po' meno di discoteca, ma però al mi mattino piace. serve, al mattino serve perché anche io mi devo svegliare. Un po' di musica anche. Tipo il risveglio muscolare, quello del mare, Esatto, uguale, perfetto. Dì all'altro una cosa che non gli hai mai detto. Ma ti ho ringraziato per il podio che hai fatto. Tutto detto, mai. Ok, ci siamo detti praticamente tutto. Sì. Sì. Dite nome e cognome. Vinazzer Alex. Fabio Maxenti. Grazie. Grazie a voi.